Oh, pigna sorda, non hai sentito il campanello? Quando qualcuno ti grida così, ci sono diverse cose che puoi fare. Opzione 1. Fingi di essere sordo e lo ignori, che non è una buona idea se quello che sta urlando è tuo fratello maggiore, e comunque non se hai un fratello maggiore come Donovan. Opzione 2. Minacci di rompergli il naso se ti chiama pigna un'altra volta. Ma nel mio caso sarebbe stata una mossa stupida. Donovan era campione regionale di nuoto, faceva pesi tutti i giorni e beveva quei frullati proteici che ti fanno venire dei muscoli esagerati. Come se non bastasse, a 15 anni padroneggiava l'arte della smutandata. Le mutande nel mio armadio erano tutte sformate. Opzione 3. Gli fai presente, in modo molto cortese, che la persona che ha suonato alla porta sicuramente non sta cercando te, considerato che il tuo migliore e unico amico era andato in America con i suoi genitori per le vacanze di Natale. Ma anche in questo caso le probabilità di smutandata sono altissime. Opzione 4. Segui il normale ordine gerarchico e dici a tuo fratello minore di andare ad aprire. Da noi, però, il normale ordine gerarchico non esisteva più. Adrian aveva solo 9 anni, ma aveva conquistato una posizione più alta della mia. Per farla breve, al momento ero il suo schiavo personale. Se volevo ancora qualche spicciolo per le vacanze, meglio lisciarlo dalla parte giusta. Opzione 5. Molli i piatti, ti asciughi le mani e vai ad aprire. Indovinate cosa ho scelto?